Oggi fa applauso. Oggi fa applauso. Fa applauso e dedico. Vabbè, prima di parlare, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati un nuovo video del rispetto di calciomercato Batman napoletano. Come state? Vai giù. Allora, in questo video andremo a parlare di calciomercato. Penso che questo video uscirà alle 18, casomai qualche minuto dopo, oppure verso le 18:10 il nuovo video, però al 90% dovrebbe uscire alle 17, alle 18, scusate. Allora, io direi di partire subito con queste notizie di mercato che stanno varie notizie, stanno certe notizie che va giù, è una cosa incredibile. Allora, partiamo subito. Alisto Santos in queste ore sta risalendo alle gerarchie per la corsia esterna del Napoli e si sta continuando a parlare con gli agenti dello Sporting Lisbona, di cui, scusate, aperto al prestito oneroso, solo al prestito oneroso sui 3, 4,5 milioni di euro. Vediamo se l'accordo tra le società si raggiunge. Speriamo bene che Aliso Santos per il Napoli sarebbe sarebbe una cosa molto buona. Notizia dell'ultima ora, vai giù. L'attaccante francese arriva al Parma a titolo definitivo. Proprio questa qua è l'ultima ora che vi porto perché è uscita proprio 10 secondi fa. Arriva a titolo definitivo l'attaccante francese Nesta El Feghe per 2 milioni di euro dal Grenoble, contratto fino al 2030. Poi giù si alza anche il pressing del Nottingham Forest per Davide Frattesi, le parti molto vicine alla conclusione. Il club inglese vuole anticipare la concorrenza e intensificare i contatti per il centrocampista italiano dell'Inter. La Lazio ha presentato un'offerta nelle ultime ore, rifiutata. Invece l'Atletico Madrid non si è ancora materializzato. Comunque giù, questo tiene un sacco di soldi. Cioè, mi ricordo oltre a Cosola, come si chiama? Lucca, hanno pigliato altri 2 o 3 giocatori. Cioè, mamma mia, a titolo definitivo, cioè, stanno over sfumate soldi, ma giù. Cioè, ok, in Inghilterra tutto girano soldi, però chi stanno proprio sfumate soldi. No? Vabbè. Poi, vai giù. Arriva anche l'ufficialità da parte del Pescara per Lorenzo Insigne, ve l'ho detto, contratto fino a fine anno, fino a fine anno e, con uno stipendio di 300 più 200.000 di bonus legato se fa almeno il 50% delle presenze, cioè non il 50, il 40% delle presenze in maglia del Pescara. Christopher Mandas, nuovo giocatore, il nuovo portiere del Bournemouth, arriva dalla Lazio in prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Non mi ricordo se già ve l'ho detta, però in caso ve la ridico. Vabbè. Poi l'Inter ha ricevuto una proposta dall'Etihad per Diaby. Il club saudita sarebbe disposto a trattare un trasferimento definitivo, ma i nerazzurri valutano il giocatore non minimo di 40 milioni. Al momento il francese non ha ancora dato il suo ok al trasferimento. Non ho tante notizie su questo, vi dico che è stata una esclusiva. Poi vabbè, Sterling ieri, se non sbaglio, ha rescisso il suo contratto con il Chelsea. Poi teneva la possibilità di prendercelo in prestito, però
ci ha fatto parte chissà, mamma mia. Vabbè. Poi, come altra notizia, abbiamo una riguardante il Crystal Palace che è in trattativa con l'Aston Villa per Evan Guesad in prestito. Dovrebbe essere in prestito il trasferimento. Vi ricordo che io voglio questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e voglio vi dico, vi saluto prima, ci vediamo in un prossimo video, video penso domani. E vai giù, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao, vai giù!